Buonasera a tutti, anzi buongiorno. Siamo qui a Ottana con Franco Marittato, un artigiano ormai famoso in tutto il mondo, creatore di maschere tradizionali. Franco, tutti parlano di disoccupazione, di crisi. Tu eri operaio nelle fabbriche di Ottana, cosa hai deciso di fare? Sì, io lavoravo nell'industria e poi in un certo momento ho pensato che Fermati un attimo. non era una vita che faceva per me, perché comunque non mi è mai piaciuto essere comandato, c'è tutto un modo mio di vivere. E comunque ho pensato di mettermi in proprio per fare queste maschere che già le facevo per hobby. E comunque è stata una scelta vincente per me, perché comunque a distanza di anni queste fabbriche sono tutte chiuse e le persone che ci lavoravano adesso vivono tutti di essenzialismo, di cassa integrazioni, oppure sono in mobilità. E mentre io, grazie a Dio, con questa attività che mi ho creato, mi ho fatto un certo giro e adesso ci vivo. Questa maschera che stai facendo, che cosa rappresenta? Questa rappresenta Juvoe, che è una figura taurina del nostro carnevale, con delle simbologie molto arcaiche, le quali sono il fiore della vita e le foglie. Il fiore della vita simboleggia un po' proprio la vita in sé, certi danno un'interpretazione che sia il sole e certi che sia la stella di Sirio, comunque è proprio un punto di riferimento della vita, mentre le foglie rappresentano la fertilità. A quanti uomini cornuti hai venduto questa maschera? Non lo so, perché quel tipo di corna non si vedono. No? Sono invisibili? Sono invisibili. Senti, quindi tu sei felice di quello che fai? Certo, vivo di arte, è bello perché io poi creo le cose. Poi quando uno lavora per se stesso non è mai come lavorare per ringraziare gli altri, capito? Quindi se lavoro è per me, se me ne sto a casa o meno lavoro, cioè soffro meno perché non lavoro, però sono più riposato, quindi mi gestisco anche il tempo in queste condizioni. Senti un attimo, tu cosa consiglieresti a un giovane sardo che oggi è senza lavoro e non ha nessuna possibilità? Tu saresti disposto ad accogliere un giovane della tua bottega e insegnargli a fargli le maschere? Saresti disposto? Siete di Ottana sì, perché comunque... solo di Ottana? No, noi siamo molto gelosi di queste tradizioni, perché comunque ci stanno già usurpando queste maschere, perché le imitano un po' dappertutto, quindi questa è una cosa che non è un'arte che appartiene a me, questo appartiene al popolo di Ottana. Certo. Quindi è una cosa molto nosa. Però la cosa che voglio rimarcare è questa, che le condizioni della Sardegna in cui stiamo vivendo, non è che di punto in bianco la Sardegna è diventata il terzo mondo. Questo è il frutto di 70 anni di politica assistenzialistica, fatti di PUSI regionali, fatti di agricoltura inattiva, ovvero pagavano gli agricoltori per non fare niente, e questi sono i frutti, cioè siamo improduttivi per quello, perché non abbiamo mai prodotto, in effetti. Convincimi in 30 secondi a comprare una tua maschera. Allora, la maschera... Perché dovrei comprare una maschera di Franco Marittato? Primariamente perché è fatta a Ottana, quindi non è un'imitazione fatta in Thailandia come stanno facendo adesso, oppure fatta in altri paesi della Sardegna che non sono contestuali al nostro carnevale. E poi appunto questo è un prodotto originale e c'è un buon rapporto qualità-prezzo comunque. Va bene, Franco mi hai convinto, la maschera è presa. Fammela misurare. Comprate le maschere di Franco Marittato. Oh mai, abbiamo troppe cose insieme. Se ci lasciamo noi, ci riprendiamo noi. Un corpo e un'anima. E non ci lasceremo mai. Abbiamo troppe cose insieme. Franco Marittato, maschere Ottana, yo! Pica sata seghetta, sunicheddu, biro sincero cussu de Pascale. Pica sata seghetta, sunicheddu, biro sincero non ti fa che male. Pica chi non ti picca e t'affa veddu. Ce n'è il vino, cazzo.